sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo ponte della Val d'Adige tra Peri e Rivalta, che collegherà il Trentino al Veneto e che comprende Lessinia, Vallagarina, area del Caprinese, il Basso Trentino e il lago di Garda. Il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fogatti, la vicepresidente assessore alle infrastrutture e trasporti del Veneto Elisa De Berti, il presidente della provincia di Verona Massimiliano Pasini e i sindaci del territorio hanno posato la prima pietra del nuovo cavalcavia che andrà a sostituire quello vecchio. Siamo nel comune di Brentino Velluno, ai confini con la provincia di Trento, col comune di Avio. Oggi è stata posata la prima pietra dell'infrastruttura che sostituirà quel ponte, che è un ponte ormai vecchio, da molti anni, con problematiche varie, e che è un ponte che sarà utile per queste comunità, per le comunità dell'Alto Veronese, ma che sarà utile anche per le comunità del Basso Trentino e quindi per i comuni di Avio e di Ala. È un ponte finanziato ovviamente dalle finanze delle istituzioni venete, ma è finanziato anche con un contributo rilevante dei fondi di comune di confine. Quindi fondi di comune di confine che vengono in questo caso utilizzati per un'opera che ha un'importanza sovraterritoriale, cioè sia per l'Alto Veronese che per il Basso Trentino. Oggi, infatti, partendo dal casello di Affi, questo sarebbe il primo ponte che trovi sulla strada utilizzabile per attraversare le due sponde, che sono sponde anche poi trentine. E questa opera è una opera utile ad entrambi i territori e va a centrare quello che è lo spirito dei fondi di comune di confine, cioè utilizzare le risorse utili sia al Trentino che alle regioni confinanti. 8.500.000 euro il costo complessivo dei lavori, 7.500.000 euro dai fondi per i comuni di confine. Il nuovo ponte sarà lungo 110 metri, largo 13,5, il doppio circa dell'attuale. Sarà costruito in acciaio, ha un'unica campata 300 metri più a sud di quello vecchio. Oltre ad ospitare le due carreggiate stradali, avrà anche un marciapiede per i pedoni su un lato e una corsia per le biciclette sull'altro. Il progetto prevede anche modifiche alla viabilità su entrambe le sponde del fiume. Gli interventi di potenziamento mirano a mettere in sicurezza la viabilità nell'area circostante al nuovo viadotto, che ha come obiettivo potenziare l'offerta turistica e infrastrutturale del territorio, garantire gli spostamenti quotidiani dei residenti della zona e infine lo spostamento di merci con mezzi pesanti.